Sicilia avrebbe diminuito in questi 62 anni il gap economico con il Nord Italia. La diaspora che esiste siciliana e militare, che si vede a tutt'oggi al di là di tutto il mondo, sarebbe diminuita fino ad annullarsi del tutto. La Sicilia, in base a questo statuto, avrebbe un'autonomia in tutto, a decidere il posto dove vivere, il posto dove abitare, il posto dove mettere la sua famiglia, il posto, la possibilità di non andarsi a trovare un lavoro a migliaia di chilometri di distanza dalla propria terra di origine. La libertà di decidere il proprio destino, libertà che ci è stata tolta da troppo tempo. È il momento di rilanciare, di rimuovere le maglie e di pensare al nostro futuro, perché le potenzialità giuridiche ce l'abbiamo. Questo statuto è un'enorme forza giuridica in mano al popolo siciliano. Leviamo la delega ai partiti italiani e uniamoci in un partito siciliano che sia rappresentativo delle esigenze di tutto il popolo siciliano per tornare a izzare la bandiera della libertà e della democrazia, non soltanto in Europa, non soltanto nel Mediterraneo, ma nel mondo, perché essere siciliani, la sicilianità, io lo dico sempre, è un valore che non appartiene soltanto al popolo siciliano, appartiene all'umanità. La sicilianità è un valore che appartiene all'umanità perché è simbolo di collaborazione, è simbolo di fratellanza tra popoli, è simbolo di cooperazione, è simbolo di amicizia, è simbolo di giustizia contro l'oppressione da qualunque parte essa proventa, l'oppressione mafiosa, l'oppressione politica, l'oppressione delle multinazionali. La Sicilia vuole iniziare la testa per lottare per la propria libertà e quella degli altri, per un futuro migliore.